Pace e bene, siamo qui a Smolas in diretta dove celebriamo oggi la giornata di commemorazione di del servo di Dio Fra Nazareno, e già stamattina ci siamo collegati più volte e nel pomeriggio abbiamo alle ore 17 la messa solenne che sarà celebrata da Monsignor Antioco Piseddu, che è qui con noi. Gli diamo anche il benvenuto. Gentile, sono contento di essere qui, saluto tutti. Ecco, allora non solo gli diamo il benvenuto, ma abbiamo il piacere e l'onore di averlo con noi per scambiare due parole, non solo su Fra Nazareno, ma anche per l'evento di cui è protagonista, perché ha quasi terminato il suo servizio alla diocesi di Lanusei. E quando avverrà il passaggio delle consegne? Ma il mio successore, Monsignor Antonello Mura, farà il suo ingresso in diocesi la domenica dopo Pasqua, quindi il 27 di aprile, e qualche giorno prima, insomma. Beh, quindi diciamo che è imminente l'arrivo del successore. Dopo quanti anni di episcopato? Dopo 32 anni. Quindi quasi, non so se sia un record, ma certamente è un periodo piuttosto lungo. Lungo sì, però non è un record. Mi ha superato il signor Lorenzo Bazzoli, che c'è stato poco più di 33 anni. Beh, siamo lì comunque. E come si vivono 32 anni di episcopato? È un'esperienza così lunga, forse sarà stata anche molto bella. Direi di sì, cioè si vive. Il tempo passa velocissimamente e quindi tu non ti rendi conto della lunghezza di 32 anni, perché vivi intensamente il momento che passa e quindi c'hai una serie di problemi che sei chiamato a risolvere, cercando sempre di interpretare qual è la volontà di Dio, quindi è un impegno di pensiero, di discernimento, di dialogo anche con Dio, proprio cercando di immergerti nel mistero di cui tu sei portatore, di cui però l'autore e il gestore è sempre Dio. Lei è stato vescovo dell'Ogliastra, una regione molto caratterizzata. Ecco, come può sintetizzare questa regione in poche parole? Ma l'Ogliastra ha proprio una sua personalità, come dire, collettiva. Prima che italiani e sardi, gli ogliastrini si dicono ogliastrini e hanno delle caratteristiche che li distinguono anche da altre regioni o subregioni della Sardegna stessa. Il paesaggio è certamente spettacolare, ecco. E la popolazione? La popolazione pure nell'Ogliastra, ma un po' in tutta la Sardegna, cogli la sensazione del mistero, sembra che ci siano tutti dei contenuti misteriosi nel cuore di un uomo che bisogna cercare di interpretare, ed è frutto di tutta una storia bella, lunga e tormentata, nella quale sono rimasti delle incrostazioni ancestrali, certo, almeno dai nuragici o dai pre-nuragici, poi attraverso i punici, attraverso le altre presenze che erano qui. Senta, venendo alla diocesi dal punto di vista ecclesiale, quindi, ecco, come ci dia alcuni numeri di questa diocesi che lei ha guidato per tutti questi anni? Beh, intanto c'è un territorio molto vasto, è tormentato con la zona costiera e poi la zona montuosa, con problematiche molto differenti. 70.000 abitanti circa, in questo momento ho molti problemi sociali legati alla disoccupazione, alla difficoltà anche dei mezzi di sussistenza, però con uno slancio verso il futuro che mi sembra molto promettente. È un atteggiamento che io stesso sto cercando di sottolineare, di ottimismo, di speranza,
senso di essere protagonisti di una storia bella, tormentata sì, però bella, che sta andando sempre verso progressi ulteriori che ci auguriamo possano continuare. Senta, quante parrocchie, quanti sacerdoti ha la diocesi? Attualmente sono 34 parrocchie con una cinquantina di sacerdoti, alcuni religiosi e gli altri diocesani. Mi pare che ci siano anche dei sacerdoti provenienti dal terzo mondo. Sì, ci sono alcuni che vengono dall'Africa, uno dal Brasile, e li abbiamo presi alcuni ad tempus, secondo i fidei dono, e altri anche così, per farli crescere, finire gli studi e quindi sono inseriti pienamente nel territorio diocesano. Nella diocesi c'è anche una presenza dei cappuccini. È preziosissimo, direi. Tra l'altro ti ringrazio ancora anche da questi microfoni per il servizio che stai rendendo al clero della diocesi, dedicando i riti spirituali con molto frutto, penso anche il tuo, ma certamente dei sacerdoti. È un servizio che lei mi ha chiesto, che ho prestato ben volentieri. Senta, continuando, ecco, a proposito della presenza dei cappuccini, che se non sbaglio risale agli anni 70? Per 69. Cappuccini si trovano presso il santuario di Nostra Signora delle Grazie. Ci dica qualcosa di questo, scusi, della Nostra Signora d'Ogliastra, ci dica qualcosa su questo santuario, sulla sua storia. Era il sogno di Monsignor Lorenzo Basoli, il quale voleva un santuario diocesano e lo voleva nel posto più bello di tutta quanta l'Ogliastra, infatti lo scelse lì, in un posto panoramico, lì dalla montagna di Anosei, che è sui 700 metri, e arriva sino al mare, e quindi si vede uno spettacolo bellissimo. E lì la gente ha cominciato a riunirsi intorno a questa immagine della Madonna, alla quale hanno anche attribuito delle grazie, certamente la Madonna li ha ascoltati, e adesso poi ci sono dei momenti molto significativi per tutto quanto il territorio, tra cui c'è il pellegrinaggio diocesano alla terza domenica di maggio, a cui partecipano tutte le parrocchie, con i loro stendardi, sono una manifestazione molto molto bella, intensa di fede e anche come significato della riunione di tutte le genti dell'Ogliastra. Mi pare che vengano ad offrire anche a turno l'olio per la lampada che arde davanti alla Madonna. Sì, questo lo facciamo l'8 di dicembre. A turno le parrocchie offrono l'olio in una lampada che arde sempre dinanzi all'immagine della Madonna, e vengono i parroci, i sindaci, rappresentanze numerose delle comunità, e si vive un momento di intensa fede. Senta, ultimamente lei ha voluto che si costruisce anche il campanile del santuario. Oggi che i campanili mi pare se ne costruiscano ben pochi, ecco, lei ha insistito perché il santuario avesse il suo campanile. Come mai? Tanto per un motivo, che il campanile è sempre un segno di aggregazione, è sempre segno di distinzione, però in particolare abbiamo voluto dare occasione a un gruppo numeroso di operai di lavorare in un momento in cui c'era una gravissima crisi, e infatti legato al campanile c'è stata anche la realizzazione della grande piazza, credo che sia una delle piazze più grandi che ci sia nella zona, da cui spaziare sino al mare, e in mezzo alla piazza c'è una bellissima fontana con i giardini, e poi per arrivare lì c'è la scalinata monumentale, la chiamiamo così un po' enfatizzando, con la Porta della Luce, la Madonna fulgida porta lucis, e questa nella gradinata sono previsti 3 itinerari spirituali: la Via Crucis,
per seguire la passione di Cristo, la via Lucis per seguire Cristo che salva il mondo e salva il cielo, e poi l'altra caratteristica, la via pulcritudinis, la via della bellezza. Ecco, mi scusi se la interrompo. Lei ha pubblicato anche dei libri sulle chiese sarde, sulle chiese monumentali, e penso che questo esprima un po' la sua passione per l'arte, per la bellezza. Quindi quello che lei ha realizzato forse è anche il frutto di tanta esperienza, di tanta competenza. Beh, non so che cosa possa essere, però no, la bellezza è sempre una cosa che affascina, e mi piace molto il titolo di Dio, Dio della bellezza, e infatti molti anni fa avevo fatto anche una lettera pastorale proprio su questo aspetto qui, dove si parlava dei beni culturali della Chiesa, ma anche dell'aspetto della bellezza, che resta sempre qualche cosa legata al mistero di Dio. E la domanda fondamentale è questa: perché una cosa noi diciamo che è bella e un'altra invece è brutta, o almeno non è bella? Che cos'è che distingue una cosa bella da una cosa non bella? Infatti c'è tutto un tormento di pensiero. Una cosa è bella quando è la realtà che vibra, la realtà che splende, lo splendore della verità. O se mi piace anche un'altra definizione più recente, il tutto racchiuso in un frammento. Una cosa bella, una cosa artistica, che cos'è? È un frammento, dove però l'artista ha cercato di metterci quanto ha potuto del tutto, e il tutto è Dio. E quindi ecco il Dio della bellezza, la bellezza è infinita come infinita Dio, e l'artista cerca di metterci un frammento di questa bellezza perché noi possiamo gustare nei nostri limiti. Quindi si potrebbe dire anche di lei, per la storia futura, che lei è il vescovo della bellezza. Beh, questo mi metterebbe molto in imbarazzo. Nel senso ecclesiale che lei spiegava prima. Senti, e naturalmente credo che la diocesi gli sarà grata per tutto questo che ha fatto. Per concludere, lei fra poco tempo lascerà la diocesi. Come pensa di trascorrere il tempo che il Signore le dà, il tempo della pensione, forse qualche nostalgia del lavoro svolto, della terra che lascia? Se non ti offendi questa domanda, allora ti dico di cancellarla. Non lo so manco io esattamente, adesso stiamo esaminando varie possibilità, vediamo un po' cosa il Signore ispira. Bene, allora grazie Eccellenza della sua presenza su questo scambio di pensieri, di riflessioni. Gli auguriamo naturalmente tanta pace interiore, tanta grazia di Dio, e non vorrei trattenerla di più. Mi pare che fra poco lei celebrerà la Santa Messa e la figura di Fra Nazareno certamente sarà resa più luminosa anche dalla sua presenza e dall'omelia che ci rivolgerà. Tante grazie. Ringrazio anche voi, anche ringraziando il Signore con voi per tutte queste belle cose che avete realizzato nel ricordo di Fra Nazareno, ma anche di tutti gli altri grandi personaggi legati all'ordine cappuccino. Beato Nicola Sant'Ignazio. Grazie di nuovo.